Anche questa stagione che è partita un po' in sordina con un maggio e un giugno legati al brutto tempo, ha invece recuperato molto rapidamente e i numeri ci dicono che siamo ai livelli dell'anno scorso, se non qualcosina in più. Ovviamente in questi giorni siamo di fatto al tutto esaurito. I campeggi e villaggi turistici di Cavallino Treporti registrano il tutto esaurito nei mesi centrali dell'estate, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. La località si conferma leader nel turismo all'aria aperta, attirando oltre 65.000 presenze giornaliere. I dati dicono che fino alla circa la prima settimana di settembre probabilmente staremo sopra l'80% di occupazione, quindi dati molto incoraggianti che testimoniano il grande lavoro che stiamo facendo in questi ultimi anni di promozione, di investimento sulle strutture e che vedono una risposta forte da parte degli ospiti. La maggioranza dei turisti proviene da paesi di lingua tedesca, 67% delle presenze. Gli italiani al secondo posto con il 9% mostrano un crescente interesse per questo tipo di vacanza, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Anche turisti da Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Danimarca, Polonia e Regno Unito scelgono Cavallino Treporti per le loro vacanze in plein air. Noi siamo, lo diciamo sempre, definiti come la capitale europea del turismo all'aria aperta. Il turismo all'aria aperta è un tipo di vacanza molto amata soprattutto dai paesi di lingua tedesca, quindi sicuramente il primo ospite resta il tedesco per oltre il 67% di presenze appunto di ospiti che arrivano dalla Germania. Al secondo posto però c'è anche l'Italia con un 9%, con numeri molto inferiori, ma che negli ultimi anni sta dimostrando un forte interesse per il nostro settore.